Oggi ho convocato voi tutti qui proprio per un augurio di buon anno. Mi sembrava doveroso che voi, che siete diciamo, i protagonisti della comunicazione e siete quelli che in effetti divulgate quello che noi in un anno di lavoro anche nell'ombra abbiamo svolto. Quindi era doveroso veramente incontrarvi. C'è anche un progetto che stiamo facendo col consorzio universitario che a breve vi esporrà il presidente stesso del progetto, l'onorevole Nene Mangiacavallo. Una raccomandazione che voglio fare a tutta la medicità, colgo l'occasione, quella della massima precauzione, massima prevenzione, perché purtroppo i contagi Covid sono saliti in maniera esponenziale. E vi anticipo che già stamattina ho fatto un sopralluogo alla zona industriale e ho voluto fortemente far nascere un altro drive-in per i tamponi, che verranno somministrati a tutti i cittadini che non vorranno in effetti aspettare o essere costretti a lunghe file, quindi già un secondo drive-in nella zona industriale, proprio nel centro direzionale. Non ci saranno problemi di parcheggio, di spazi, organizzato veramente alla grande. Un altro ancora poi drive-in lo riaprirò a brevissimo di nuovo al piazzale Caos, dove c'è la casa di Pirandello, perché ho ritenuto opportuno che un drive-in soltanto per tutta la città di Agrigento non è sufficiente. Ricordo sempre, ecco, la massima prevenzione. Voglio fare un controllo ora selettivo su questi tamponi che vengono effettuati anche a livello domiciliare, perché non è possibile che spesso mi si viene detto che a volte è positivo, non viene denunziato, non lo denuncia e continua a fare vita normale. Questo è cagionevole per la salute degli altri, di chi ci sta vicino, perché magari può essere uno sì vaccinato, quindi non può avere nessuna sintomatologia clinica, però rimane sempre contagioso. Un contagio, capite bene, voi sapete tutti, che nel giro di pochissime ore si può espandere, può trapassare da individuo in individuo, quindi con sempre questo aumento, ahimè, di numeri. Sindaco, per quanto riguarda i programmi delle attività natalizie, ci sono delle novità, tipo il 31 dicembre. Sì, purtroppo, proprio come dicevo poco fa, questo aumento dei contagi ci ha costretti a sospendere le attività all'aperto, dove non è possibile controllare il Green Pass e non è possibile proprio controllare gli assembramenti. Lo spettacolo La Notte dei Giganti, che doveva essere effettuato la notte di Capodanno in via Atenea e per le strade, verrà invece ridimensionato e verrà effettuato all'interno del teatro Pirandello a numero chiuso, contingentato, con la richiesta del Green Pass, con estrema sicurezza, con i percorsi obbligati, naturalmente poi la sanificazione. Quindi questo naturalmente proprio nel rispetto delle norme anti-Covid. Un auspicio per il 2022? L'auspicio del 2022 per quanto riguarda il punto di vista sanitario, speriamo che entro la primavera possiamo avere delle condizioni migliori. Io mi auguro principalmente per gli esercenti quelli che purtroppo fino ad ora hanno subito delle perdite economiche ingenti. Quando io giorni fa ho detto salviamo il Natale, non intendevo salviamo il Natale per salvare la festività, perché poi tutto sommato il Natale è una festa che si passa in famiglia. Salvare il Natale voleva anche dire rispettare chi di Natale, chi di Capodanno vive. Gli esercenti che somministrano alimenti e bevande, se dovessimo di nuovo ritornare indietro, potrebbero subire un danno economico ancora più grande di quello passato. Quindi io quindi prego tutta la mia cittadinanza di avere massimo rispetto per chi vi sta vicino e massimo rispetto per i lavoratori. Poi per quanto riguarda l'attività amministrativa comunale, penso che il 2022 sarà una svolta. Io la chiamo quasi una rivoluzione epocale, perché quest'anno a noi è servito per lavorare nell'ombra e per preparare tutti quei progetti propedeutici per uno sviluppo economico e perché no turistico della nostra Agrigento. Già sono in cantiere tantissimi finanziamenti, sono in cantiere tanti decreti. Penso che nel 2022 tanti progetti che noi avevamo pensato e siamo riusciti a realizzare entro il 2021 riusciremo a farli partire.
Prima di ogni cosa io desidero ribadire in questa sede il rapporto di intensa, fattiva, leale collaborazione che si è instaurato non solo sul fronte istituzionale fra il Consorzio Universitario di Agrigento e il Comune di Agrigento al più alto livello rappresentato dal Sindaco, che fra l'altro è quota particolarmente rilevante all'interno del Consorzio, detenendo una quota societaria del 62%. È stato fatto un lavoro di squadra, abbiamo proceduto sul piano degli impegni anche di riordino all'interno del Consorzio, ma abbiamo varato anche dei progetti di particolare rilevanza che vogliono realizzare concretamente la terza missione, che è la parte più significativa dell'impegno istituzionale del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Fra i tanti progetti di cui abbiamo parlato, tendenti a dare occasioni di lavoro, ad incrementare il trasferimento del sapere, ad aumentare le conoscenze in vari settori, a determinare la crescita culturale, economica e sociale della provincia, oltre a questi progetti ce n'è uno che, al di là del valore intrinseco che assume per il Consorzio, assume un significato anche di particolare impegno per il Comune di Agrigento, che è quello che riguarda la comunicazione. Per cui noi stiamo elaborando un progetto, abbiamo trovato la copertura finanziaria per dedicare più tempo, più attenzione, più impegno al rapporto con i mezzi di comunicazione, e io approfitto di questa occasione per chiedere a voi, che siete i protagonisti della conoscenza, del trasferimento delle notizie, di collaborare al più alto livello possibile con questa squadra che si è consolidata, consorzio, amministrazione ed altri enti, proprio per rendere visibile tutto il lavoro che tutti insieme stiamo facendo. Abbiamo dato già comunicazione dei risultati eccellenti ottenuti con i corsi di laurea che sono stati istituiti da 2 anni a questa parte, quello di lingua e letteratura straniera, quello di scienza della formazione primaria, quello di scienze motorie, e dal prossimo anno, lo possiamo dire ufficialmente, partirà ad Agrigento il corso in infermieristica per 45 studenti. Abbiamo dato notizia di tutte le attività che sono state promosse anche in collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati. Abbiamo dato notizia ripetutamente, in compagnia del Sindaco, che è il protagonista istituzionale di questa iniziativa, della proposta di ricandidare Agrigento a Capitale della Cultura del 2025. Speriamo che voi possiate fare non solo da cassa di risonanza, ma da collaboratori in termini di amplificazione di queste notizie e della giusta diffusione di questi impegni che noi sosteniamo quotidianamente, assegnando il giusto valore a queste cose che senza presunzione non consideriamo di relativa importanza. Vero Sindaco, vero Vicepresidente? Noi lavoriamo in perfetta sintonia, abbiamo questa squadra consolidata, non ci candidiamo a vincere la Coppa dei Campioni, ma sicuramente a svolgere un ruolo estremamente importante. Vogliamo arrivare in finale.